Una lettera con la richiesta di grazia per Massimo Zen, la guardia giurata di Cittadella, che nel 2017 sparò ed uccise Manuel Maior, il giostraio in fuga dopo un assalto ad un bancomat a Vedelago, allegato una petizione di oltre 1500 firme. Tutto è stato già inviato in posta certificata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'iniziativa è partita dal consigliere regionale della Lega Giulio Centenaro. La petizione con le firme continuerà e nel frattempo spero vivamente che il Presidente della Repubblica accolga positivamente la richiesta di grazia per il servitore onesto dello Stato, che a mio parere non dovrebbe stare in carcere, ma gli dovrebbe essere data una medaglia al merito. Centenario si è recato in carcere per incontrare Zen, condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione. Sono andato a visitare verso il carcere veronese di Montoro lo stesso Massimo Zen, che ho trovato veramente combattivo e molto motivato. Una visita che mi ha lasciato grande emozione sia nel conoscerlo che nel portargli la mia solidarietà in quanto consigliere regionale, ma anche per sollecitare l'amministrazione carceraria a fornirgli le adeguate cure dentali di cui ha bisogno l'ex guardia giurata, problema sollevato da tempo sia da sua moglie che dal suo avvocato difensore. Zen venne condannato il 19 maggio 2021 con rito abbreviato per il reato di omicidio volontario, poiché è ritenuto responsabile di aver sparato contro la vettura in fuga di 3 malviventi che avevano consumato un furto ad una cassa bancomat uccidendo il giostraio colpito al capo. La Cassazione aveva confermato la pena nonostante la Procura Generale avesse chiesto di annullare la condanna con rinvio in appello. Si tratta di un'iniziativa che accolgo positivamente, spiega il legale di Zen, l'avvocato Alberto Berardi. Ritengo che l'espiazione che ha già subito, la vicenda sottostante e soprattutto le gravi condizioni di salute che affliggono Massimo Zen in sede carceraria, sede che gli impedisce di fatto di poter usufruire delle cure doverose, siano tutti elementi degni di considerazione per favorire, se del caso, una prosecuzione dell'esecuzione in sede esterna, cosa che gli consentirebbe quantomeno di potersi curare rispetto alle patologie che lo affliggono. Lunedì l'avvocato andrà a trovare Massimo Zen in carcere. Io avevo reiterato molte istanze, almeno 5, all'autorità di sorveglianza per favorire una sospensione dell'esecuzione della pena o una forma di esecuzione esterna che consentisse a Massimo Zen di curarsi, e sono in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria sul punto.